una grande voce impetuosa. Senese, Gianna Nannini, dopo aver studiato pianoforte a Lucca, si trasferisce negli anni 70 a Milano, dove frequenta attivamente l'ambiente artistico. Studia composizione, si esibisce nei circoli femministi ed entra in contatto con la scena jazz rock e con i gruppi storici quali la premiata Forneria Marconi. Il suo primo album, Gianna Nannini, è del 76, legato a uno stile da cantautore, mentre il secondo, Una radura, del 78, è un'opera attenta a nuovi linguaggi musicali. Arriva quindi la sbandata americana di California, con cui Gianna intende vivere il rock nel luogo dal quale il rock proviene, e di America, grazie al quale la cantante esce dal circuito underground. In questo periodo prendono vita anche altri progetti, come la colonna sonora di Sconcerto Rock, prodotto da Bernardo Bertolucci. A segnare una svolta nella carriera della Nannini sono due importanti incontri. Il primo è con Peter Strumsteg, per lungo tempo al suo fianco, il secondo con il produttore Conny Blanc. Con quest'ultimo l'artista toscana dà vita all'idea di un nuovo suono solidamente rock e illuminato al tempo stesso da melodie di grande respiro. Un suono che si avvicina sempre più a una ritmica mitteleuropea che comprende influenze e musicalità mediterranee. È così che nell'82 esce il quinto album, Latin Lover, cui segue 2 anni dopo Puzzle, disco che contiene il brano Fotoromanza, presentato con un video di Michelangelo Antonioni. Per l'artista senese questo è un periodo di grandi successi, sia sul mercato estero, Germania, Austria, Svizzera, sia per l'attività dal vivo, tanto che dal suo tour dell'84 viene tratto l'album Tutto Live. La scomparsa di Blanc spinge la Nannini verso contenuti diversi, antimilitarista con Ai Bionda, più ritmica e melodiosa con Mala Femmina, 1988. Particolarmente riuscito risulta l'album Scandalo, realizzato con il produttore Dave Allen, con cui collaborerà fino al 96. Il 1992 è l'anno di Per forza e per amore, album lanciato dal singolo Radio Baccano, registrato con Giovanotti. A questo seguono nel 95 Dispetto e l'anno seguente La raccolta Bomboloni. È datato 1998 Cuore, fatica della cantautrice, preceduto dal singolo 100.000, un brano per molti versi davvero nuovo se paragonato allo stile abituale della Nannini, ma che, al tempo stesso, rimane fortemente ancorato alla storia e alla musicalità dell'artista toscana. All'estero la Nannini gode della stessa considerazione di artisti quali gli U2, i Police, Joe Cocker, Bryan Adams. Con loro divide il palco in vari festival all'aperto. Nell'87 si esibisce ad Amburgo insieme a Sting e Jack Bruce in un concerto dedicato all'opera di Bertolt Brecht e Kurt Weill. Nannini è nata a Siena il 14 giugno 1954. È la sorella maggiore dell'ex pilota di Formula 1 Alessandro Nannini. Ha studiato pianoforte e composizione a Milano alla fine degli anni 70 e ha conseguito la laurea in filosofia presso l'Università di Siena nel 1994. L'anno successivo partecipa a una protesta organizzata da Greenpeace presso l'ambasciata francese a Roma contro la decisione del governo francese di proseguire gli esperimenti nucleari a Mururoa. Nel 2004 ha pubblicato l'album di Greatest Perle, dove alcune delle sue canzoni più famose sono state riarrangiate con il supporto di musicisti come Christian Lore al pianoforte, che aveva anche un credito di coproduttore, e un quartetto d'archi composto da Vincenzo Di Donna, primo violino, Luigi De Maio, secondo violino,
Gerardo Morrone, viola, e Antonio Di Franca, violoncello. Con questa orchestra Nannini ha fatto un tour europeo dal 2004 al 2005. L'album Grazie è stato pubblicato nel febbraio 2006 e ha raggiunto la prima posizione nella hit parade italiana con il singolo Sei nell'anima. Nell'aprile 2007 Nannini ha pubblicato Dolente Pia, una raccolta di canzoni prodotte da Will Malone e originariamente destinate a un'opera rock basata sul personaggio medievale toscano Pia dei Tolomei, brevemente menzionato nel Purgatorio di Dante, che sarebbe poi stata seguita nel 2008 dopo 11 anni di gestazione. Una versione acustica della sua canzone Meravigliosa creatura, La Perle, è stata utilizzata in uno spot pubblicitario del 2008 per la Fiat Bravo, diretto da Mattias Zentner. La Fiat avrebbe poi incluso un'altra canzone di Gianna Nannini, Aria, in un successivo annuncio della Fiat Bravo. Nel 1987 Nannini ha eseguito con Sting e Jack Bruce la Trivienni Opera Bertolt Brecht e Kurt Weill allo Schauspielhaus di Hamburgo. Nel 1994 lei ed Edoardo Bennato cantano Un'estate italiana, la canzone ufficiale dei mondiali di calcio 1990, composta da Giorgio Moroder. Nel settembre 2006 registra il singolo Ama, Credi e Vai con Andrea Bocelli. Nannini è apparsa anche nell'album solista Sanctuary di Alexander Hack, membro degli Einstürzenden Neubauten, nella traccia Per sempre Butterfly. Nel 2008 ha duettato con il rapper italiano Fabri Fibra nella sua versione videoclip della canzone In Italia. Ha anche cantato la canzone Aria con il cantante macedone Doji Projeski. Nell'agosto 2010, all'età di 56 anni, la Nannini ha annunciato di essere incinta. Il nome del padre non fu rivelato. La gravidanza di Nannini fu messa in evidenza sulla copertina di Vanity Fair, dove fu ritratta con indosso una maglietta con la scritta God is a Woman. Il 26 novembre 2010 nasce a Milano la figlia di Nannini, Penelope Jane Charlotte. Nel 2017 Nannini ha deciso di trasferirsi a Londra con la sua compagna. Un piccolo, grande fisico per una voce grintosa. Natalie Imbruglia nasce a Sydney il 4 febbraio 1975 e cresce, insieme alle 3 sorelle, in una piccola cittadina di mare dove studia musica, recitazione e danza. Che cosa significhi trascorrere l'infanzia e la giovinezza in un luogo di questo genere lo spiega lei stessa. La cosa giusta era avere capelli biondi e fare surf. Avrei anche potuto fare surf, ma il mio look sarebbe sempre stato italiano. Mi ci è voluto un sacco di tempo per realizzare che era una buona cosa. I miei genitori non avevano denaro. Uno dei miei primi lavori è stato una pubblicità giapponese per le Bubblegum Bubblicious, dove apparivo nei panni della principessa dell'ananas. Nel 1996, appena ventenne, Natalie si trasferisce a Londra, ma lo stile di vita della capitale inglese non le si addice. Decide così di provare a fare da sola quello che veramente sogna: scrivere canzoni e cantare. I testi sono di qualità e la voce è bella, tanto che in pochissimo tempo si ritrova a Los Angeles per realizzare un album. Il suo singolo d'esordio, Torn, è prodotto da Nigel Godrich, già noto per la sua collaborazione con i Radiohead. Per Big Mistake lavora con artisti di grande calibro, quali Mark Goldenberg, che ha scritto e prodotto Novocaine for the Soul per gli Hills.
Nel 98 arriva il suo primo album, Left of the Middle, una magica incursione nei territori del pop, del rock e del trip hop. Il disco spazia attraverso una grande varietà di argomenti. Come spiega lei stessa, Impressed parla di un ragazzo trasandato e di una modella altissima che sta con lui per ragioni tutte sbagliate. Una ragazza con una bellezza da gelato, quel tipo di sex appeal tutto artificiale. Hormone Addiction parla invece di una mia relazione. Stavo in un mondo a parte dove sentivo di non avere il controllo della relazione. Anche se io ne ero protagonista, non avevo nulla a che fare con me. Il singolo d'esordio, Torn, è accompagnato da un video diretto da Harrison McLean, regista del premiatissimo film Crash. Il primo singolo internazionale di Imbruglia, Torn, era una cover di una canzone degli Eden Swap. Raggiunse il secondo posto nella UK Single Chart nel novembre 1997, per poi passare al primo posto nell'airplay in tutto il mondo e nella classifica Billboard Airplay per 14 settimane. Ha venduto più di 1 milione di copie nel solo Regno Unito. Dal 2011 Torn è stata la canzone più suonata alla radio australiana dal 1990, suonata 300.500 volte dal 1997, una media di 75 al giorno, sulla base dei dati compilati dall'Australian Performing Rights Association, AIPRA. È stato pubblicato come singolo radiofonico negli Stati Uniti, ma non su CD. Il singolo è stato nella classifica 800 Airplay di Billboard per 14 settimane. A quel tempo i singoli non pubblicati commercialmente non potevano essere nella classifica generale 800, vendite combinate Airplay. Quando la politica è cambiata, Torn stava scendendo nelle classifiche, quindi il suo picco sulla 800 è terminato a 42. Il singolo raggiunse anche la vetta delle classifiche Top 40 Mainstream, CHR Pop e Edu Top 40. Nell'ottobre 1997 ha battuto il record di airplay nel Regno Unito, più di 2000 ascolti, per 6 settimane. È stato il numero 1 per 14 settimane nella classifica radiofonica del Regno Unito, eguagliato solo da Fairground dei Simply Red. Rick Dees, nel suo programma Top 40 Chart, ha nominato Torn come il singolo radiofonico numero 1 degli anni 1990, nello show Millennium Countdown del 2000, trasmesso da Kiss FM a Capodanno. Imbruglia è apparsa con David Armond a metà della sua danza interpretativa per cantare Torn al ballo del poliziotto segreto di Amnesty International 2006. L'album di debutto di Imbruglia, Left of the Middle, è stato pubblicato il 24 novembre 1997. Vendette 350.000 copie nel Regno Unito 3 settimane dopo l'uscita e fu certificato disco di platino. Ha venduto 7 milioni di copie ed è l'album di debutto più venduto di un'artista femminile pop rock alternativa, superando Alanis Morissette, Fiona Apple e Meredith Brooks, messe insieme nella loro prima settimana, secondo Billboard. Il secondo singolo del Regno Unito dopo Torno fu Big Mistake, che debuttò al secondo posto. Wishing I Was There ebbe meno successo, raggiungendo la 19ª posizione. Wishing I Was There raggiunse la seconda posizione nella radio britannica nell'estate del 1998 e negli Stati Uniti raggiunse la 14ª posto su 40. L'ultimo singolo di Left of the Middle è stato Smoke. L'accoglienza è stata divisa rispetto al passato. È stato un successo nel Regno Unito ed è entrato nella top 5, mentre in Australia ha mancato la top 40. Alla fine l'album è diventato 1 milione di vendite dopo aver scalato bene le classifiche in molti paesi ed è entrato nella top 10 degli Stati Uniti e del Regno Unito. Nel 1999 ha registrato una cover di Never Tear Us Apart degli X con Tom Jones ed è apparso anche lui nel suo album Reload. Il singolo Torn e l'album Left of the Middle le valsero a Imbruglia 6 ARIA Awards nel 1998, mentre il singolo Wishing I Was There e i suoi successi mondiali le valsero altri 2 premi ARIA nel 1999, un MTV Award come miglior artista emergente nel 1998 e 3 nomination ai Grammy del 1999. Quell'anno vinse 2 Brit Awards come Best International New Cover e Best International Female.
Mail è stato pubblicato il 31 luglio 2015, il suo quinto album in studio. Durante la primavera del 2017, Imbruglia fece il suo tour acustico in Europa a sostegno dell'album. Nel 2018 continuò con un tour in tutto il Regno Unito. In un post su Instagram del novembre 2018, Imbruglia dichiarò che la nuova musica era prevista per il 2019. Nel febbraio 2019 annunciò che Albert Hammond Jr. dei The Strokes era in studio con Imbruglia per lavorare su una nuova musica insieme al produttore degli Strokes, Gus Oberg. Imbruglia firmò per BMG nel luglio 2019, la sua etichetta discografica originale dal 1997 al 2007, con l'intenzione di pubblicare un album contenente nuovo materiale nel 2020. Poi rinviò il tutto al 2021. Il 18 giugno 2021 Imbruglia pubblicò Build It Better, il primo singolo del suo sesto album in studio Firebird, pubblicato il 24 settembre 2021. Il video ufficiale di Build It Better è stato diretto da Amy Becker Burnett con coreografia di Gregory Haney e Alex Sarmiento. Build It Better non entrò nella Official UK Top 100 Chart, ma raggiunse la 67esima posizione nell'Official Single Sales Chart Top 100 e la 66esima nella Official Single Download Chart Top 100. Nel 2022 Imbruglia vinse la terza serie della versione britannica di Masked Singer come Panda. Imbruglia ha pubblicato la sua versione di Story of My Life, una canzone che ha eseguito nello show il 12 febbraio 2022. Ha debuttato nella UK Official Single Chart Top 100 al numero 49. L'album Firebird rientrò nella UK Official Album Downloads Chart al numero 32. Aggressivo e determinato. Marco Masini nasce a Firenze il 18 settembre 1964. A 5 anni viene affidato a un insegnante di conservatorio per le prime lezioni di pianoforte e in seguito al pianista Walter Savetti, che lo introduce nel giro delle orchestre e della musica di qualità. Ormai quindicenne, Masini fa la sua gavetta in Midnight e incomincia a frequentare una piccola sala di registrazione. Nel 1986 Marco incontra Giancarlo Bigazzi e tra i due inizia una collaborazione che lo porta a diventare la voce guida nell'incisione di Si può dare di più, il brano che permetterà a Morandi, Ruggeri e Tozzi di vincere il Festival di Sanremo. Pianista in Gente di Mare, Tozzi e Raffi, Masini parte con il tour di Tozzi e partecipa alla realizzazione dell'album dal vivo di quest'ultimo. Suoi sono gli arrangiamenti e le tastiere. Come solista esordisce con il singolo Uomini, disco che però non ottiene ancora il successo sperato. Poi di nuovo tournée e disco, Cosa resterà con Raffi. La grande occasione arriva nel 90 grazie alla partecipazione al Festival della canzone italiana con Disperato, il brano composto insieme a Bigazzi e Dati, con il quale vince la sezione giovani. L'uscita dell'album Marco Masini segna per il cantautore la conquista dei vertici delle classifiche con oltre 650.000 copie vendute. L'anno seguente è tra i Tigri di Sanremo e Perché lo fai si aggiudica il terzo posto. È dello stesso anno il suo secondo album, Malinconia, che sottolinea la sua grande statura artistica e conferma quanto Masini sia apprezzato dal pubblico, come del resto testimonia lo straordinario successo del suo primo tour da protagonista che nel 92 lo porta in giro per l'Italia con un susseguirsi di tutto esaurito. Con il suo terzo disco, Ti innamorerai, Marco è ormai un artista convinto delle sue qualità, aggressivo e determinato. Grazie anche ai 24 concerti che tiene nei primi mesi del 93, le vendite dell'album superano le 900.000 copie. Ti innamorerai segna la sua affermazione all'estero, in Spagna, dove ottiene 3 dischi d'oro,
in Germania e in Francia è un successo. Il lavoro successivo è Il cielo della Vergine del 1995, pubblicato anche in versione spagnola, cui segue dopo un anno L'amore sia con te, una compilation dei maggiori successi arricchita da un brano inedito che dà titolo alla raccolta. Nel 1996 pubblica L'amore sia con te, una compilation dei suoi più grandi successi, con il nuovo brano che dà il titolo all'album È meglio solo, un vecchio brano, pubblicato originariamente come B-side del singolo Disperato. Questa raccolta è stata pubblicata anche nei paesi di lingua spagnola come Mi amor y que sarà, presentando una tracklist leggermente diversa. Durante l'estate si ascolta il più chiamato L'amore sia con te. Nel 1997 il collega cantautore Enrico Ruggeri lo chiama a cantare La gente di cuore, inclusa nell'album di Ruggeri Domani è un altro giorno. È ateo, anche se in qualche modo riconosce l'importanza della religione quando una persona è ineguale. È stato fidanzato con Romina Contiero dal 2001 al 2005. Ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Il confronto, Festival di Sanremo 2020. La rossa dagli occhi verdi, elegante e istintiva. Fiorella Mannoia è nata a Roma nel 1954. Non tutti sanno che nei primi anni 70 si guadagnava da vivere lavorando a Cinecittà come cascatrice e che è stata una delle controfigure preferite da Monica Vitti. Si prese ceffone da Alberto Sordi nel film Amore mio aiutami. Fiorella ha il fascino della discrezione e della misura. Canta con voce intensa, si muove con gesti semplici e compassati e si fa notare per la sua armonia e intensità. Dal 1981 al 1994 ha realizzato un album all'anno. È partita con Fiorella Mannoia ed è arrivata a Gente Comune, per poi approdare, dopo una pausa riflessiva di 3 anni, a un nuovo successo, Belle Speranze. Per anni la Mannoia ha dato la voce a canzoni bellissime, frutto della collaborazione di esperti parolieri e compositori. Ha mescolato brani e autori, grandi nomi come Fossati, Ruggeri, De Gregori, Veloso, ad altri meno famosi ma altrettanto bravi. Alcuni sodalizi continuano da anni, altri sono più recenti. Alcuni artisti a lei molto vicini sono Pietro Fabrizi e Ivano Fossati. La discografia di Fiorella è ormai ricchissima e ogni album è risultato un grande successo non solo di pubblico ma anche di critica. Tra i suoi lavori migliori vanno ricordati Momenti delicati, 85, Canzoni per parlare, 88, Di terra e di vento, 89, Così cantiamo l'amore, 91, I treni a vapore, 92, Come si cambia, 92. In ordine cronologico dobbiamo ricordare anche Belle Speranze del 98, un disco sul coraggio. Coraggio di sopportare, come nell'inquietante epilogo di Caterina. Coraggio di opporsi, Apri la bocca. Coraggio di sognare, Un aeroplano a vela. Coraggio di far prevalere l'ottimismo della volontà sul pessimismo della ragione, Nata ieri. Per questo disco la Mannoia ha riunito, oltre alle illustri firme di sempre, nuovi autori quali Daniele Silvestri, Gian Maria Testa, Avion Travel e Rosso Maltese. Il risultato è una musica fresca, energica, elettrizzante, con un prevalere di chitarre e di tensione ritmica. Dopo 3 anni di riflessivo silenzio, Fiorella scommette sulla speranza, la vera protagonista del suo album fin dal titolo.
Perché la speranza, dice la cantante, è la parola più bella del vocabolario, la più concreta, è la spinta propulsiva che muove le nostre vite, tanto più necessaria ora che, tramontando un millennio, ci si separa al grande salto. Certe piccole voci, 1999, il primo album live della sua carriera, conteneva la canzone di Vasco Rossi, Sally, uno dei suoi numeri più popolari. Questo doppio CD è stato un grande successo in Italia, raggiungendo il numero 1 un paio di mesi dopo l'uscita e infine il doppio disco di platino. Nel 2000 Fiorella Mannoia è stata invitata al 50° Festival di Sanremo come super host italiano. Durante la prima metà degli anni 2000 ha fatto un sacco di tour, inizialmente con Pino Daniele, Francesco De Gregori e Roma, e più recentemente da solista. Dopo l'album in studio Fragile 2001, Fiorella Mannoia ha pubblicato l'album live 2002 con Daniele, De Gregori e Roma. Tornata alle sue radici cinematografiche, ha interpretato un cameo nel film Prima dammi un bacio del 2003, commedia romantica scritta e diretta da Ambrogio Lo Giudice. Nel 2003 duetta con Niccolo Fabbri registrando il brano Offeso, incluso nel suo album La cura del tempo. Nel 2004 è uscito l'album solista dal vivo Concerti, insieme a 3 anni di concerti, un DVD registrato al Teatro Valle in Reggio Emilia. Nel 2005 ha cantato 3 canzoni al concerto Live 8 di Roma, Sally, Clandestino, scritto da Manu Chao, e Mio fratello che guarda il mondo, scritto da Ivano Bussati. Nel corso della sua carriera, Fiorella Mannoia ha vinto 5 volte la prestigiosa Targa Tempo per cantanti italiani. È l'unica performer ad aver vinto la Targa Tempo in questa categoria più di una volta. Il 2 giugno 2005, il Presidente della Repubblica Italiana, Carlo Azeglio Ciampi, ha conferito a Fiorella Mannoia il grado di ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Nel 2006 esce il singolo Cravo e Canela, scritto da Enrico Nascimento, che canta nella registrazione per Ronaldo Bastos. Questo è stato seguito dall'album Onda Tropicale, da cui è stato tratto il singolo. I brani dell'album, 6 tradotti in italiano da Piero Fabrizi e 5 per l'originale portoghese, provengono tutti dal ricco repertorio carioca del Brasile. Tutti i brani sono duetti con altri artisti brasiliani, Nito Nascimento, Caetano Veloso, Chico Buarque, Chico César, Gilberto Gil, Javan, Carlinhos Brau, Lenin, Jorge Benchor e Adriana Calcagnotto. Era la prima volta che qualcuno riusciva a riunire tutti questi importanti artisti brasiliani in un unico progetto. Il suo collaboratore di lunga data, Piero Fabrizi, chitarrista, direttore musicale, arrangiatore e compositore, ha avuto ancora una volta un ruolo importante in questo album. Fiorella Mannoia si è dedicata anche alle tematiche sociali, prestando attenzione a temi come l'aborto e il divorzio, e ha anche espresso la sua solidarietà all'associazione di aiuto Emergency. Durante la sua carriera, Fiorella Mannoia ha cantato in diverse lingue, come francese, spagnolo, portoghese e inglese, così come in napoletano e su italiano nativo. L'arte di mescolare stili e influenze musicali diverse. Di origini afroamericane, Janet Damita Jackson nasce a Gary, nell'Indiana, il 16 maggio 1966. A soli 7 anni entra nel mondo dello spettacolo. Dopo aver recitato in popolari serial televisivi, accantona la carriera di attrice per dedicarsi alla musica e, all'età di 15 anni, firma il suo primo contratto discografico. Janet si è sempre impegnata a scrivere e a cantare di libertà nelle sue diverse sfaccettature, individuale, politica e sessuale. Questi sono infatti i temi centrali della sua produzione, che si ritrovano già nel suo primo album come autrice, Control del 1986. Un disco che ha scalato le vette delle classifiche.
Ai singoli di successo tratti da quest'album, Janet ha accompagnato fantastici videoclip da lei stessa ideati. L'89 è il turno di Rhythm Nation 1814, album spartiacque che segna una nuova tappa nell'evoluzione della Jackson. Tra le elettrizzanti sonorità dance e funky, l'artista sente il desiderio di fare qualcosa per gli altri, tanto che i testi parlano di ciò che accade nel mondo, dell'educazione e degli ideali dei ragazzi e delle speranza in un futuro migliore. Gli anni 90 si aprono con una sua nuova esperienza in veste di attrice, nell'emozionante film diretto da John Singleton, Poetic Justice, e con una riconferma come cantante, l'album Janet del 1993, e alcuni singoli di successo, tra cui Taste the Way Love Goes, This Time, Again e Anytime Anyplace. Nel 95 collabora con il fratello Michael per il singolo Scream, grande successo di vendite, tanto da conquistare la vetta della classifica statunitense. Insieme i due fratelli appaiono anche nel videoclip fantascientifico che accompagna il brano. Per Janet è giunto il momento dell'antologia con Janet Jackson 1986-96, Design of the Decade, l'album da cui viene tratto Runaway, il suo 16° singolo premiato con il disco d'oro. Nel 97 esce The Web Rop, che contiene nuove sonorità, miscela pop e rhythm blues, e integra con sapienza un'infinità di stili e influenze musicali diverse. Tra i brani del disco figurano You, ritmico destro meditativo, Together Again, pop dance, I Get Lonely, dal taglio rhythm blues, per terminare con la spontanea risata di Big Yellow Taxi. Abile donna d'affari, Janet Jackson vuole avere controllo diretto su tutte le sue attività, dalle canzoni che interpreta alle coreografie dei concerti, dal marketing ai contratti. A 25 anni ha negoziato con la Virgin, sua casa discografica, un accordo per un solo album del valore di svariati milioni di dollari, l'unico contratto del genere nella storia della discografia. Alla fine degli anni 90 è stata nominata dalla rivista Billboard come la seconda artista discografica di maggior successo del decennio dopo Mariah Carey. L'uscita del suo 7° album in studio, All For You, nel 2001, coincise con una celebrazione del suo impatto sull'industria discografica come soggetto dello speciale inaugurale di MTV Icon. Il contraccolpo della polemica del 38° Super Bowl del 2004 ha portato a una lista nera del settore sotto la direzione di Les Moonves, allora CEO di CBS Corporation. Jackson successivamente ha sperimentato una riduzione dell'airplay radiofonico, della promozione televisiva e dei dati di vendita da quel momento in poi. Dopo essersi separata dalla Virgin Records, ha pubblicato il suo 10° album in studio, Discipline, 2008, il suo primo e unico album con la Island Records. Nel 2015 ha collaborato con BMG Rights Management per lanciare la sua etichetta discografica, Rhythm Nation, e ha pubblicato il suo 11° album in studio, Unbreakable, lo stesso anno. Da allora ha continuato a pubblicare musica come artista indipendente. Avendo venduto oltre 100 milioni di dischi, Jackson è uno degli artisti musicali più venduti al mondo. Ha accumulato un ampio catalogo con singoli come Nasty, Rhythm Nation, Taste the Way Love Goes, Together Again e All For You. Detiene il record per il maggior numero consecutivo di voci nella top 10 della classifica statunitense Billboard. È anche l'unica artista nella storia della classifica ad avere 7 singoli commerciali da un album, Rhythm Nation 1814, raggiungere le prime 5 posizioni. Nel dicembre 2016 l'ha nominata la seconda artista di dance club di maggior successo dopo Madonna. Una delle artiste più premiate al mondo, i suoi riconoscimenti includono 5 Grammy Awards, 11 Billboard Music Awards, 11 American Music Awards, una stella sul Hollywood Walk of Fame e 8 voci del Guinness World Records. Nel 2019 è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame. Jackson è stata citata come fonte di ispirazione fra numerosi artisti e accreditata per la sua spettacolarità e il suo sex appeal. L'immortale rocker di New York. Artista anticonvenzionale e controcorrente, Lou Lewis Allen Reed nasce a New York nel 1942 da una ricca famiglia borghese.
La prima esperienza artistica è con i Velvet Underground, un gruppo cui ha dato vita insieme a John Cale, Stanley Morrison, Mo Tucker e Nico, sotto la supervisione di Andy Warhol. I Velvet proponevano allora una musica minimale quasi ossessiva, composta spesso da solo 3 accordi. Le loro canzoni avevano temi forti quali sesso e droga, alienazione e morte. C'è bellezza nel male, del male nella bellezza, era il loro pensiero guida. Terminata questa esperienza, che lo aveva comunque già portato nell'Olimpo del rock, Lou Reed si avvia verso una carriera da solista, dapprima all'insegna del glam rock, e il periodo dell'album Transformer 1972, rifugiandosi poi nelle proprie ossessioni, Berlin 1973. Passa poi da un rock elettrico ed energico ad atmosfere più rilassate. Sono di questo periodo i 2 live Rock and Roll Animal 1974 e Lou Reed Live 1975, a cui fa seguito nel 76 Coney Island Baby. Lou tenta anche altre strade, avvicinandosi al rumorismo sperimentale con Metal Machine Music 1975 e al misticismo con The Bears 1979. Il desiderio di sperimentare sempre qualcosa di nuovo si evidenzia anche in Street Hustle e nel doppio dal vivo Take No Prisoners, entrambi del 1978. Decide di ritornare alle vecchie melodie dei Velvet, rileggendole in chiave dark hard con The Blue Mask 1982, per approdare poi alla musica sudamericana The Sensations 1984 e alle storie di ordinaria follia nella vita di una metropoli, New York 1989. Si evidenzia infine una certa raffinatezza nel jazz blues del Lou Reed anni 90, Songs for Drilla del 90, scritto con John Cale e dedicato all'amico Andy Warhol, e Magic and the Loss del 92. L'ultimo lavoro in studio del grande rocker di New York, definito il poeta delle grandi solitudini urbane, è Set the Twilight Reeling, un album che non ha mancato di suscitare violente polemiche. Nella sua tournée del 1998, Lou si propone in versione acustica. Dal concerto londinese ha preso vita il nuovo album Perfect Night Live in London, nel quale, in 2 ore di musica fantastica, si può ripercorrere la sua carriera. Sembra proprio che Reed si sia innamorato del suono di una chitarra acustica sapientemente elaborata da un tecnico inglese, tanto da farla sembrare elettrica. Grazie a questa accurata e raffinata ricerca di un suono perfetto, anche i successi più vecchi vivono oggi una seconda giovinezza. Il grande regista Danny Boyle ha inserito nella colonna sonora del suo film più famoso, Trainspotting, una canzone di Lou Reed, Perfect Day. Ha contribuito alla realizzazione di 2 opere teatrali di scrittori del XIX secolo, una delle quali ha sviluppato in un album intitolato The Raven. La sua terza moglie è Laurie Anderson, sposata nel 2008, e ha registrato l'album collaborativo Lulu con i Metallica. È morto nel 2013 di malattia al fegato. Reed è stato inserito nella Rock and Roll of Fame 2 volte, come membro dei Velvet Underground nel 1996 e come solista nel 2015. Un grande ed eclettico messaggero della musica italiana. Renzo Arbore nasce a Foggia il 24 giugno 1937. Nella città pugliese frequenta il Bar Cavour, dove si ritrovano gli artisti dilettanti del luogo. Prima di approdare a Roma, trascorre qualche anno a Napoli, dove ogni sera improvvisa, insieme ad altri suonatori, piccoli concerti per i militari davanti alla base NATO. Nella capitale, finalmente, ha modo di mostrare tutto il suo talento. Personaggio davvero eclettico, nella sua vita ha fatto 1000 mestieri: disc jockey, presentatore, intrattenitore alla radio e alla televisione, musicista, orchestrale, regista e chissà quant'altro. Suoi sono i film Il Papocchio e FFSS, cioè Che mi hai portato a fare sopra Posillipo se non mi vuoi più bene? Sue le famosissime trasmissioni radiofoniche Bandiera Gialla, Per voi giovani e Alto Gradimento. Suoi programmi televisivi di grande successo, Speciale per voi, L'altra domenica, Taglie di taglie e frattaglie, Cari amici vicini e lontani, Quelli della notte e Indietro tutta.
sua la proposta di presentare dopo decenni Alto Gradimento, nuova serie 1998, con la compagnia di sempre. Arbore è forse il più grande e versatile artista italiano. Nel 1986 decide di presentarsi al Festival di Sanremo con la canzone Il Clarinetto, piazzandosi al secondo posto. Nello stesso anno organizza una tournée con il suo gruppo, la Balilla Boogie Band, esibendosi sia in Italia che all'estero. In seguito Arbore si propone nel panorama musicale con Suds. La S è un finto plurale scherzoso, il quinto di una serie di CD dedicati alle più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. La vera novità di questo lavoro è che, per la prima volta, accanto al repertorio partenopeo più classico, l'artista foggiano e l'orchestra italiana che lo accompagna studiano, arrangiano e adattano la musica degli altri sud del mondo. Dopo innumerevoli viaggi, Arbore si è convinto che la musica di qualsiasi sud ha tanti punti di contatto, ha le stesse allegrie e malinconie, la stessa forza inventiva e la stessa istintiva genialità. E infatti Suds nasce da un viaggio che Arbore e la sua orchestra hanno fatto ripercorrendo le strade d'arte musicale del Sud America, dei Caraibi, della Louisiana, delle coste africane con lo spirito di musicisti mediterranei. In Suds Arbore ha voluto al suo fianco anche Dulce Sponte, straordinaria cantante portoghese, che nell'album interpreta A Luna Nuova, una tra le più belle canzoni della tradizione napoletana. Recentemente ha ricevuto l'America Award del 2010 dalla Fondazione Italia-Stati Uniti. Nel luglio 2010 Arbore ha ricevuto un dottorato onorario in musica dal Berklee College of Music. Il premio è stato consegnato in occasione del 25° anniversario dell'Umbria Jazz Clinics.